Carissimi telespettatori, ben ritornati con noi, ben ritornato anche il nostro gradito ospite, quindi Sergio Dalpiano, grazie di essere qui con noi, che è direttore comunicazione dell'ENAIP del Veneto. Sì, buongiorno. E allora, visto che ci avete sollecitato al riguardo, ci avete anche scritto, continuate a scriverci, fateci le vostre osservazioni, eccetera, e avete chiesto di dare delle indicazioni anche per chi non volesse un domani orientarsi verso i licei classici, ma verso scuole di formazione professionale, per capire effettivamente quali sono le opportunità che ti possono mettere a contatto col mondo del lavoro, cosa vuol dire formazione, cosa vuol dire un istituto diverso e che tipo anche di formazione viene a dare, che rapporto esiste, insomma dare più istruzioni per l'uso, perché per molti incomincia l'ultimo anno magari delle scuole dell'obbligo, le scuole medie, e già bisogna avere un orientamento. Adesso io non so quando iniziano le prescrizioni, però c'è tanta ansia da parte dei genitori che sono sempre più iperansiosi, però quando c'è la scelta scolastica lo diventano estremamente. Sì, beh, certamente, capiamo anche noi e cerchiamo di metterli a loro agio rispetto alla scelta che riguarda, in fin dei conti, la vita del proprio figlio, e naturalmente come tutti cercano di assecondare come dire, anche i desiderata dei giovani, in vista però anche di un futuro che deve inserirli nella società e nel mondo del lavoro in primis. Noi avremo le prossime scuole aperte a partire da metà novembre, una volta al mese potranno venire, oltre a altri eventi che faremo per facilitare proprio questo incontro tra scuola, mondo della scuola, le nostre scuole e i genitori stessi, già a partire dal 10 di novembre, quindi ho anche delle date, poi un'altra al 15, poi andremo al 13 di gennaio e successivamente, proprio per gli ultimi ritardatari, i primi di febbraio, se già non chiuse le iscrizioni al 31 gennaio come di solito accade. Ecco, cos'è che chiedono normalmente i ragazzi, i genitori in questi incontri? Tra l'altro a me dispiace, lo dico, lo faremo la prossima volta. Abbiamo anche due studenti purtroppo dietro le quinte, ci seguono dalla regia, avremmo potuto farli andare in onda, ma per questioni tecniche e legali non possono partecipare, ma sarebbero state due bellissime testimonianze. Uno di questi tra l'altro era anche in divisa da barman. Tutti e due sono in divisa, esatto. Quindi ci tengo che possano ritornare anche presto per raccontare la loro esperienza e la loro scelta. Ecco, ben volentieri. Ritornando a questo, che cosa chiedono i genitori, qual è la curiosità principale e i ragazzi che cosa si aspettano? Io sostanzialmente toccare con mano, vedere dove il proprio figlio passerà una parte importante, almeno 3 anni da noi, se non anche di più, perché c'è la possibilità, oltre ad accedere alla qualifica professionale, 3 anni anche diplomarsi, quindi almeno 4 anni della propria vita dopo la scuola, diciamo le scuole medie inferiori. 3 anni. La formazione professionale prevede un percorso di 3 anni, al termine del quale, con un esame tra l'altro che rilascia abilitazione anche professionale, di qualifica. Un ragazzo poi può ulteriormente diplomarsi col diploma professionale, un 4º anno aggiuntivo, ed è il diploma previsto dall'ordinamento scolastico. Ecco. L'eventuale accesso all'università è possibile? È possibile attraverso un ulteriore anno di preparazione, e addirittura c'è la possibilità, oltre che iscriversi al percorso universitario, quindi dopo il 3º anno alcuni ragazzi passano nella scuola pubblica altri 2 anni e arrivano al diploma. Dopo il diploma professionale, che comunque ha un'attenzione particolare verso il mercato del lavoro, quindi un inserimento con competenze ulteriori, molti dei nostri giovani continuano, vanno a ulteriore anno di preparazione in una scuola, può essere un istituto tecnico, un tecnico professionale, e poi passano all'università, oppure hanno la possibilità, che è un segmento nuovo di cui io sono un grande sostenitore assieme ad altri colleghi, che è l'istruzione tecnica superiore, che forma i supertecnici. 2 anni supertecnici sono quelli che al momento sono i più ricercati in tutti gli ambiti. In mente, ne ho parlato con un esperto di materie del lavoro che diceva cerchiamo i supertecnici. Sono gli istituti tecnici superiori, da non confondere con gli istituti tecnici 5 anni, ma è un percorso biennale che si frequenta dopo essere diplomati, che unisce esperienza ancora più tecnica specifica
a preparazioni in alternanza anche che favoriscono l'inserimento proprio nelle aziende che sono quelle che in questo momento stanno cercando le figure a più alto come dire, preparazione sempre tecnica. Uso più volte questo termine proprio per sottolineare che è una preparazione che ti permette un accesso a figure professionali, adesso sono tra le più ricercate, oppure anche continuare all'università, perché in alcuni casi danno anche crediti universitari, quindi 2 anni che si fanno in questo segmento danno crediti universitari che possono essere spesi poi per continuare. Quindi rispetto a una volta dove c'erano solo la ragioneria, il liceo, il geometra eccetera, hanno molte più scelte, tra l'altro di passaggio tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione. Non a caso il sistema è stato rivisto con le ultime diciamo riforme, si chiama sistema dell'istruzione e formazione professionale. Noi siamo in questo segmento, facciamo parte della formazione professionale, quindi ENAIP nei propri 20 sedi sviluppa percorsi triennali più il diploma, il cosiddetto quarto anno, come chiamiamo noi. Ecco, ma la scelta da parte della famiglia, del ragazzo, insomma, di entrare, o ragazza, perché penso che sia un femminile maschile, no? All'ENAIP certo. In genere è dettata da che cosa? Dalla voglia di entrare presto nel mondo del lavoro? Esatto. Oppure anche una mentalità molto più pratica, pragmatica? L'una e l'altra. Diciamo che da noi si rivolgono giovani che hanno sia voglia di studiare ma molto di imparare, cioè di mettere in pratica subito. Esatto, noi la chiamiamo maningegno, cioè questo modo di quello dire che manca tanto, no? Esatto, dove si unisce l'ingegno, quindi lo studio, la parte cioè proprio intellettuale, con la capacità manuale di realizzare oggetti o comunque inserirsi all'interno di un processo legato non solo ad aziende di servizi piuttosto che di produzione. È molto importante questo perché si asseconda anche, come dire, i desiderata di un ragazzo e si cerca di valorizzare i talenti. Molte volte i talenti rimangono inespressi, i ragazzi, se messi nel posto giusto, con i docenti giusti, preparati, che lo sanno seguire, diciamo, hanno più possibilità che magari su scelte che sono già precostituite. Adesso io ai miei tempi non avevo queste opportunità e i giovani tra l'altro nei nostri centri di formazione, sia che facciano percorsi legati ai servizi che quelli più diciamo legati alle lavorazioni, sono più propensi all'utilizzo di tecnologia anche avanzata, quindi macchine piuttosto che processi, piuttosto che software eccetera, quindi hanno anche una facilità nell'approcciarsi con i percorsi o meglio con quelle lavorazioni dove si usa in maniera importante la tecnologia. Non a caso i nostri giovani sono un po' più avanti verso quella trasformazione industriale importante che viene definita Industria 4.0, dove ci sarà ce ne sono di aziende che ho visto anche ultimamente dove l'integrazione dell'automazione è supportata o comunque hai un robot piuttosto che una macchina automatica che lavora in collaborazione con il lavoratore, la persona insomma, dove non è che uno sostituisce l'altro, ma in realtà il valore aggiunto è dato dal tecnico, dal lavoratore. Che sa un'impostazione di un certo tipo. I nostri su questo in alcune aree sono fortemente, mi viene in mente tutta la meccatronica. Ecco, ma avete macchinari, perché tanti in altri istituti, dopo non nel vostro, lamentavano, mi ricordo un convegno a Milano dove i ragazzi dicevano però ci mancano i macchinari dove far pratica, ci mancano le strumentazioni, i computer obsoleti, insomma tutta una serie di situazioni. E sono rimasta colpita perché insomma una scuola dell'Inter milanese, grosso istituto tecnico, che mancasse di questo. Una delle problematiche cui tutte le scuole soffrono sono gli investimenti in tecnologia, oltre che nella formazione e nell'aggiornamento continuo dei formatori, dei docenti. Noi su questo investiamo molto. Moltissimo. Siete una scuola privata? Siamo una scuola privata che però lavora rispondendo a dei bandi pubblici, quindi in sostanza noi facciamo un servizio pubblico, anche se strutturalmente la nostra scuola è stata fondata nel 1951 dalle ACLI, quindi è stata, tutte le nostre scuole nascono storicamente, dopo vi dirò anche alcune cose che stiamo facendo anche per recuperare la memoria, dall'iniziativa locale
locale, dell'imprenditore che nel dopoguerra magari aveva bisogno di rimettere in piedi l'azienda e trovare le maestranze preparate, dalla comunità locale, che può essere il sindaco con gli abitanti, piuttosto che il parroco, che da lì hanno storicamente aiutato l'Italia a ripartire. Queste scuole si sono evolute moltissimo nel corso del tempo, sono state anche oggetto di importanti investimenti e ne inaugureremo 3, per questo era un po', tra l'altro, una per noi storicamente molto importante, perché rinasce dalla colletta che ci è stata consegnata a questa scuola il 9 ottobre del 1968, è stata costruita da una colletta dei lettori del Corriere della Sera dopo la tragedia del Vajont, e sto parlando del nostro centro di formazione di Longarone, che è oggetto di un importante... grosso, quello di Longarone, esatto, lo si vede anche, è stato oggetto di un importante investimento, così come il centro qui vicino di Noale, piuttosto che di Portoviro. Qui a Padova, su questi 3 stiamo portando avanti, però ecco, non è che sugli altri siamo fermi, anzi stiamo rivedendo i laboratori, li stiamo organizzando secondo isole del lavoro, cioè quindi con i sistemi. L'aula deve rappresentare un processo che porti il ragazzo a sviluppare competenze tecniche che siano più vicine all'azienda, quindi anche l'organizzazione del laboratorio piuttosto che delle aule, la cosiddetta l'apprendimento cooperativo. Le aule si stanno trasformando, stiamo smaterializzando un po', comunque abbattendo in maniera figurata le mura e i banchi in maniera tradizionale, per portare modalità anche didattiche nuove. Nei laboratori si sta rivedendo questo, per esempio citavo appunto le isole di lavoro nei laboratori metalmeccanici, ma se vedete quindi con forte integrazione di macchinari automatici piuttosto controlli numerici o altro, ma se venite, non so, a visitare i nostri laboratori anche nel settore cucina, adesso c'è chiaramente questa grande richiesta, si vede come abbiamo integrato la sala con la cucina, e secondo anche i dettami nuovi dei ristoranti, perché abbiamo tra i formatori moltissimi che sono chef che lavorano e portano, ecco un'altra cosa importante, l'esperienza pratica professionale a alto livello dentro le nostre aule. Che differenza c'è, ho voluto fare paragoni, però comunque a livello comparativo è interessante, tra un istituto alberghiero ordinario e un indirizzo molte volte proprio il numero, per esempio, di ore di esercitazione e di pratica. E voi ne fate di più? In più, attraverso l'esperienza, noi facciamo una didattica di tipo esperienziale, non che gli altri non la facciano, cioè, però puntiamo molto su questo. Diciamo, sono più vicini al mondo del lavoro, hanno già fatto al secondo e al terzo anno esperienza di stage, più li facciamo partecipare, già al secondo anno, circa un mese, e poi un mese e mezzo nel secondo, sono 4-6 settimane, naturalmente inserendoli in aziende che già chiedono di essere, come dire, tenute in considerazione per ospitare stagisti. Noi le aziende le verifichiamo, quindi anche le certifichiamo, cioè in questo senso, se un'azienda non è in grado di seguire un ragazzo, la prossima volta non mandiamo un ragazzo, ecco, cioè cerchiamo anche di far fare quelle esperienze che finora non abbiamo avuto grossi problemi, perché i giovani quando entrano sono anche orientati a non rimanere, come dire, parcheggiati, si fanno anche, come dire, voler bene da un potenziale datore di lavoro che già al secondo anno li valuta. Infatti, esatto, noi abbiamo un tasso di occupazione in rilevazione di 6 mesi fa dell'83% di occupazione dopo il primo anno. Questo è il dato medio. Dopo il primo, cioè cosa vuol dire che avete già dopo un anno dalla qualifica professionale, l'83% dei nostri giovani sono occupati. Di questo 83% abbiamo settori dove magari siamo sotto questa soglia, altri dove raggiungiamo il 100%. Uno di questi settori è proprio il settore meccanico, per esempio. Dove adesso è richiestissimo. Esatto, complice l'industria 4.0, gli investimenti fatti nelle tecnologie, complice anche il fatto, rimanendo nel Padovano, ma tutta l'area, per esempio, pedemontana, tanto per citarne, per citare un'area geografica, le industrie metalmeccaniche sono ripartite, esportano moltissimo, hanno bisogno di manodopera qualificata e chiedono i nostri giovani. Succede che in un centro, a fronte di 18-20 ragazzi che escono diplomati, qualificati,
abbiamo anche 80-100 domande, non riusciamo a soddisfare tutti. So che tra l'altro anche all'estero c'è grandissima richiesta, c'è un numero spaventoso in Germania che non sapevo. Esatto, e qui mi permetti di aggiungere una cosa. Questo è un settore al quale noi teniamo moltissimo di ENAIP. Tra l'altro il nostro amministratore è presidente dell'Associazione Europea per la Formazione Professionale recente. Stiamo investendo moltissimo. È sempre lui? Sempre, sì, sempre Giorgio Sbrissa. E lo cito perché è molto impegnato, siamo molto impegnati anche come sistema di ENAIP, tra l'altro non solo ENAIP Veneto, ma Friuli, Lombardia. Sai che siamo diffusi in molte regioni, sono un centinaio, solo nel nord Italia i centri di formazione, solo qui nel Veneto 4.000 allievi tra i 14 e i 18 anni, se mettiamo anche gli adulti che si aggiornano e riqualificano raggiungiamo i 9-10.000 allievi. Bravissimo, dopo dobbiamo parlare infatti anche degli adulti perché abbiamo diverse persone che ci hanno chiesto informazioni, infatti dopo dedichiamo un capitolo a quello. Ecco, quindi c'è questa apertura con l'Europa? Ecco, con l'Europa in particolare siamo impegnati nel fare andare i giovani all'estero, non perché ci rimangano, ma perché dopo speriamo, ci restano secondo me le proposte adesso parlando in maniera molto egoistica, cioè nel senso anche per far ma fare le loro pagano di più all'estero, c'è poco da fare. Ma in Italia in alcuni settori, se un ragazzo è bravo eccetera, assicuro ai genitori che ci stanno seguendo che possono, a parte il primo periodo che giustamente devono imparare a inserirsi, di prova eccetera, poi possono spuntare stipendi interessanti. Lo dico perché poi li portiamo all'estero, i ragazzi che ci guardano sono stati per esempio in Irlanda, hanno fatto esperienza all'estero. Loro sono di Padova. In che settore? Uno nel settore meccanico industriale, l'altro nel settore proprio della cucina come metra, sono i due settori che adesso vanno di più. E in Irlanda? In Irlanda hanno potuto, oltre che affinare la lingua, perché sia in un settore che nell'altro, pensiamo solo nel settore della ristorazione, se si va a Venezia, nel litorale nostro, ma anche qui a Padova, è chiaro che devi sapere accogliere, anzi molte volte chi sta in sala è quello che vende il prodotto anche dello chef stellato, per dire, se non lo sa proporre un problema. Per contro ecco, è un'esperienza che facciamo anche al contrario, ospitiamo gruppi di giovani, anche adulti, che vogliono venire in Italia a conoscere le nostre aziende che esportano e che trovano i prodotti diciamo, nei loro mercati. E ne abbiamo fatti parecchi in questo con un progetto che si chiama Move. Dopo parliamo del Move, dai, che così vediamo che cosa si tratta. Adesso un attimo di pausa, c'è la pubblicità e poi ritorniamo a parlare di questi temi.